Negli assoluti silenzi, negli immensi spazi, ho trovato una mia ragione di essere, un modo di vivere a misura di uomo. Buongiorno! Allora, oggi, sabato 20 aprile, siamo a Toriglia, che facciamo una gita che è da un po' che ce l'abbiamo in programma, semplice, non lunga, e praticamente facciamo l'anello del Monte Spigo, che il Monte Spigo dovrebbe essere quello, non ne sono sicuro, ma dovrebbe essere quello. Quindi niente, giornata bella, qualche nuvolaccia qua e là, ma non minacciosa, e adesso come primo lavoro caffè e canestrelli, perché a Toriglia non si può non mangiare i canestrelli. Ci vediamo dopo. E così, dopo esserci rifocillati di brutto, perché abbiamo mangiato pizza, focaccia, canestrelli, caffè, tutto, abbiamo imboccato via Pietra e comincia la salita verso il Monte Spigo. Adesso siamo in mezzo ancora alle case, poi diventerà sentiero. Abbiamo perso per un attimo l'X gialla che finiamo in un... niente, però l'abbiamo recuperato subito perché c'è la strada lì un po' di ravanage, diciamo, ecco, ma poco. Quando camminate nel bosco avete quella sensazione di essere osservati? Ecco qua, il bosco vi osserva. Anche il sopracciglio, è vero, è vero. È vero, sembra che c'è il monociglio. È un ciclope. È un ciclope. Mi sembra il buco del... Sentiero ripido. Tra 400 metri, tra 400 metri siamo in cima. 400 metri però di salita, così. Vabbè, a un certo punto l'alternativa è andare in Corsa Italia. Corsa Italia Punta Bagno. Oh, l'Ikea.
Ebbene, così dopo la cima del Monte Spigo adesso torniamo giù dalla parte opposta per andare a chiudere l'anello, passando dal colle di Pentema, da i Colletti e da Donnetta, e poi si arriva a Torriglia dal parcheggio di nuovo. Uffa, beh, Landi, ho fatto i Colletti, bello ripido, ma si tratta di poco, forse, no scherzo, accidenti. C'è anche caldo adesso perché è mezzogiorno, l'una, però merita la fatica. Loro sono di giù dalla strada statale fino a Donnetta e ci rincontriamo a Donnetta. Ecco che dopo i meritatissimi Colletti, che meritano perché si vede una bella vista, Torriglia dall'alto, adesso mi resta che scendere a Donnetta, 1 chilometro, e sono giù a Donnetta. Ecco lì che sono arrivato a Donnetta e ho ribeccato tutti. Adesso Torriglia, mezz'oretta siamo a Torriglia. Questo qua è lo stupendo Parco del Castello di Torriglia, con un sacco di animali, pecorelle, un asinello, un cavallino. Che spettacolo, che bello. Comunque siamo quasi arrivati e abbiamo fatto 9 km circa e 450 metri di dislivello più o meno. Adesso si fanno un'altalenata e poi torniamo giù. Siamo arrivati giù in paese dove avevamo parcheggiato la macchina e siccome sono stati tutti bravi ho portato i bambini a giocare ai giardinetti, giusto? Siccome hanno camminato senza lamentarsi, Io ciao a tutti, e se vi è piaciuto il nostro video iscrivetevi al nostro canale, mi raccomando, like. anche un bel pollicione. Ciao! Ciao a tutti! Ciao ciao!
Thank